organizzato un incontro con carabinieri e polizia locale. Se siete genitori single, ascoltate attentamente il prossimo servizio. La Regione ha pensato a voi. Genitori single, la Regione vi aiuta. Per il secondo anno consecutivo è in arrivo il fondo appositamente creato per il sostegno degli affitti e delle spese sanitarie a vantaggio di genitori soli, divorziati e in difficoltà economica. Sì, sono dei fondi che servono principalmente per aiutare quei genitori che vivono da soli, che hanno dei figli magari con disabilità particolari, e quindi è una sorta di incentivo di sostegno che la Regione, nonostante le difficoltà di bilancio, anche quest'anno ha deciso di mettere a sostegno di queste fasce deboli. Stiamo parlando di circa 800.000 euro, il bando verrà aperto i primi di settembre e scadrà i primi di dicembre e si potrà fare richiesta attraverso il sito internet della Regione oppure attraverso i comuni. Nel 2013 il fondo, istituito dalla legge proposta dalla consigliera leghista Arianna Lazzarini, ha sostenuto 78 nuclei monoparentali. Per la graduatoria di accesso al prestito sarà data priorità alle famiglie con figli disabili e a basso reddito ISEE. I sindaci potranno segnalare le situazioni di disagio e aiutare così le persone in difficoltà. E parliamo ora di funghi, perché gli appassionati sono pronti a partire alla ricerca di